Appare chiaro che Gesù in questo Vangelo ha tanta compassione per una folla sterminata, sono 5.000 persone, e questa è una compassione che ha a che fare tanto con i bisogni della gente. Però a questa compassione sembra contrapporsi quella non compassione dei discepoli che vorrebbero addirittura mandare la folla a cercarsi da mangiare da altre parti. Ecco, a questa non compassione però risponde Gesù con quella stupenda frase: ma date voi stessi loro da mangiare, che può essere interpretata in due modi. La prima è che loro stessi devono cercare il cibo, anche se sarà Gesù stesso a moltiplicare quei 5 pani e 2 pesci. Ma l'altra potrebbe essere anche che loro stessi, cioè il loro corpo, la loro vita, le loro energie possono essere date da mangiare. Perché? Perché la gente in fondo ha bisogno di questo, oltre che di cibo o di bisogni fisici, ha tanto bisogno di altre energie spirituali, di qualcosa che soltanto i discepoli in realtà possono dare, perché Gesù da solo non ce la fa. Allora qui c'è bisogno della collaborazione di tutti, perché ci saranno sempre tante persone che cercheranno di essere sfamate da qualcuno che potrà loro dar da mangiare, magari da mangiare se stesso per l'altro.